lockdown le note dell'inno di Mameli sono risuonate dai balconi delle case italiane per sentirsi meno distanti. Oggi invece si può cantare a squarciagole in piazza in una sera di giugno insieme agli amici davanti ad un maxischermo per l'esordio della nazionale di Roberto Mancini agli europei. Un assaggio di normalità dopo tanti mesi di restrizioni. La gente aveva voglia di uscire, è un evento che appunto vuole mirare a portare fuori le persone, a rivivere un po' anche il quartiere, ritrovare un po' di socialità. Nel quartiere Sant'Abona di Treviso si segue la cerimonia di apertura degli europei in uno stadio olimpico con 15.000 spettatori, altro segno di un ritorno alla vita pre-Covid. Poi il fischio d'inizio di Italia-Turchia, si seguono con attenzione le giocate degli azzurri, si soffre per un rigore negato, ma alla fine la serata sarà ricordata certamente per il 3-0, ma soprattutto per aver condiviso dopo tanto tempo qualche ora in compagnia. È molto piacevole poter vedere una partita fuori all'aperto con altre persone. Quanto è che aspettava questo momento? Troppo tempo siamo stati chiusi. Dopo un anno comunque, sì dai, fa un certo effetto. Un anno fa non si pensava di riuscire a fare questo, invece abbiamo fatto passi avanti. Siamo felici che siamo usciti fuori di quello coronavirus. Da un anno che non ho visto mio cognato con mia sorella. Prima volta che siamo usciti a bere qualcosa qua in centro fuori. È bello anche guardare le partite insieme agli amici, esultare insieme. Un ritorno alla normalità, senza però abbassare la guardia. Distanze rispettate, mascherine indossate, nulla viene tralasciato per garantire la sicurezza. Noi qui abbiamo l'obbligo purtroppo e per fortuna di far firmare, dare il numero di telefono, nome e cognome di chi entra. L'emergenza Covid ha cambiato completamente il nostro modo di vivere e soprattutto il nostro modo di rapportarci con le uscite e con gli eventi pubblici. Ancora una volta il tifo per la nazionale unisce e dopo un anno particolarmente difficile i colori azzurri assumono un significato ancora più profondo. Era un anno che sta maglietta voleva essere esposta, quindi è uscita dall'armadio molto felicemente.